Considerato che lo stesso disegno di legge prevede di estendere a 18 mesi dagli attuali 2 il tempo massimo di permanenza all'interno dei centri di permanenza temporanea e di assistenza, considerato che agli attuali 10 CPT operativi il Ministro dell'Interno Roberto Maroni ritiene necessario affiancare altre 10 strutture con l'obiettivo di averne una per regione pronte nel giro di 2 mesi, considerato che Stefano De Mistura, Presidente della Commissione incaricata nella precedente legislatura dall'allora Ministro Amato di redigere il rapporto su CPT e tutti gli altri centri presenti in Italia, consegnando lo specifico rapporto allo stesso Ministro dell'Interno Amato, parla in quel rapporto di svuotamento graduale dei CPT, modificazione degli elementi negativi più macroscopici in vista di una nuova legge, incentivazione della collaborazione tra gli immigrati irregolari e lo Stato, coinvolgimento della società civile. I CPT, evidenziò De Mistura, non funzionano e non hanno alcun senso. Considerato che diverse organizzazioni umanitarie hanno nel corso degli anni segnalato le condizioni inaccettabili di CPT ed un'assoluta incapacità di garantire standard minimi di accoglienza, considerato che, lo dico da laico, il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Bagnasco, incontrando i giornalisti al termine della 58esima plenaria della CEI, dichiara che i CPT non possono tramutarsi in alcun modo in centri di detenzione. Ciò che deve essere temporaneo non deve essere prolungato troppo e tantomeno può diventare permanente, ha dichiarato. Gli immigrati sono una risorsa per le società in cui lavorano, qualunque sia il loro status legale, ed è loro diritto che venga affrontato il problema della separazione familiare temporanea e prolungata. Considerato che, e devo dire la conferma ne ho avuto nel corso del dibattito fatto stasera attorno all'ordine del giorno presentato da Brunelli, considerato che appunto negli indirizzi generali dell'amministrazione è riportata, sintomatica di una cultura che mi sembra ci sia, negli indirizzi generali dell'amministrazione è riportata la grave affermazione: la presenza di stranieri a Falconara è diventata inquietante. Considerato che solo pochi giorni fa Amnesty International ha denunciato un crescente sentimento xenofobo in Italia, a tal punto da scrivere nel rapporto annuale che, ed ecco ancora qua l'attualità di quell'ordine del giorno, nel corso del 2007 e della prima metà del 2008 diversi esponenti politici, locali e nazionali, hanno usato un linguaggio discriminatorio nei confronti dei Rom e dei migranti. Nello stesso periodo si sono susseguiti provvedimenti dichiaratamente a protezione della sicurezza, in realtà prevalentemente orientati a facilitare l'espulsione dei cittadini dell'Unione Europea e dei migranti irregolari. Visto che, e mi avvio a concludere, strutture militari non più in uso saranno utilizzate per la realizzazione di nuovi centri di identificazione ed espulsione per immigrati, come ribadito nel corso del vertice tra il Ministro dell'Interno Maroni e il Ministro della Difesa La Russa, visto che nel nostro territorio esiste l'ex caserma Saracini, dalla quale a pochi chilometri dista l'aeroporto ed il porto di Ancona, considerato che parlamentari marchigiani anche poche ore fa, parlamentari marchigiani del PDL hanno definito idonea ed ideale la struttura della ex Saracini, visto che l'individuazione presso la ex Saracini di un centro di identificazione ed espulsione avrebbe un impatto negativo sull'equilibrio complessivo del territorio, un territorio già compromesso, rendendo altresì il comune soggetto passivo di iniziative decise lontano che non passano per la riqualificazione del territorio, visto che negli indirizzi generali dell'amministrazione è previsto presso la ex caserma Saracini un polo per la sicurezza, mentre nel nostro programma elettorale era prevista la costruzione di una proposta pubblico-privata per l'acquisizione dell'area di prossima alienazione come centro delle arti dei mestieri dell'artigianato, visto che il sindaco, come si apprende dalla stampa locale in data 25 maggio 2008, smentendo precedenti dichiarazioni, afferma: qualora gli organi competenti dovessero individuare nel nostro territorio la sede per la creazione di un CEI, sarà cura di questa amministrazione evidenziare alle istituzioni centrali la totale inadeguatezza di tale pubblicazione. Chiediamo, i consiglieri del gruppo del PD chiedono,
che il Consiglio Comunale si esprima tramite votazioni specifiche per evidenziare preventivamente alle istituzioni centrali la contrarietà alla realizzazione di un CIE, di un centro di identificazione ed espulsione a Falconara Maritima. Grazie.